Mentre il presidente Pierluigi Bolla e il direttore generale Cristiano Carrus incontravano oggi i vertici di Banca d'Italia e Banca Centrale Europea, a Mestre il sindacato dei consumatori minacciava lo sciopero del risparmio. Sono i primi effetti della svolta di Veneto Banca che sabato è di fatto passata a società per azioni, ha deliberato l'aumento di capitale e il passaggio in borsa. E tutto partendo da 7,30 €, praticamente a discapito degli azionisti. Una vicenda che ha smosso anche il mondo dei consumatori, con il sindacato deciso a chiedere una legge chiara a tutela del risparmio. Sollecitare da parte della politica a una maggior disciplina su quello che è il ruolo della Banca d'Italia. È assolutamente inaccettabile che la Banca d'Italia abbia un capitale pari al 94% in mano agli stessi soggetti, banche e assicurazioni, che deve sorvegliare. Leggi che i consumatori vogliono portare al più presto alla discussione e all'approvazione in Parlamento, pronti allo sciopero del risparmio, un'azione che metterebbe in seria difficoltà la liquidità bancaria. Consumatori infine che non rinunciano alle azioni di rivalsa nei confronti della banca. Alcune strade da percorrere insieme se lo vorranno. La prima è l'azione civile contro la banca per ottenere il rimborso e il risarcimento del danno che hanno subito, e poi faremo anche come associazione, come consumatori, una azione penale, un esposto penale contro chi ha responsabilità in queste operazioni, a partire da chi ha controllato e chi a nostro avviso non ha controllato certamente a sufficienza.